Eder. Pallister. Per fare un po' di chiarezza, il 19 dicembre 2021 ho inviato un messaggio in privato a Trieste Prima, il giornale online di Trieste. Fino a quel momento, nessuna testata giornalistica aveva ancora pubblicato notizie in merito alla scomparsa di Liliana. Solo in seguito all'articolo che ne è seguito, la notizia si è diffusa. Ma, prima di tutto questo, io conoscevo poco Liliana, la sua scomparsa è davvero incomprensibile. Un matrimonio solido e una vita serena ben lontana da ogni tipo di preoccupazione. Ci conoscevamo da quando aveva circa 18 anni. Eravamo soliti passare le domeniche in Carso, divertendoci in compagnia e in mezzo alla natura. Col tempo ci siamo divisi, ma ci siamo sempre incontrati con piacere. Negli ultimi anni, da quando si è trasferita nel mio stesso quartiere, ci siamo incrociati più spesso, al bus, al supermercato. Liliana non beve, non fuma e non ha mai avuto nulla a che fare con le droghe. L'ho incontrata per l'ultima volta circa un mese fa, sembrava serena e non aveva alcun timore o preoccupazione. Sono certo che se avesse avuto un problema, mi avrebbe parlato. Di solito usciva solo per fare acquisti, incontrare gli amici o impegni vari. Se fosse stata colta da un malore improvviso, sarebbe stata sicuramente su un'ambulanza, e ne avremmo trovato traccia. Escludo assolutamente che sia stata avvicinata da qualche malintenzionato. Era una donna sveglia e consapevole. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.